Va ora in onda Spazio Più. Furore, 1, 2, 3, vai di epoca dell'oro. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica. Tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Voleva solo entrare in quell'accademia, ma se n'è andato via una fredda sera, respinto dai giganti, rimasto sulle porte, ma lui ha giurato: cambierò la mia sorte. Dicevano non sai disegnare le persone, lui ha risposto rivoluzionerò l'intera nazione. Si chiude nello studio, prepara la rivolta, l'estetica di prima stavolta è sepolta. Non serve un nome, lo senti nel cuore, è un'ascesa di stile o di terrore. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Tra le strade di Vienna lui cerca lo spazio, un bacio che stringe, un abbraccio, uno strazio. Voleva l'architettura, sognava i palazzi, ma è finito dal dipingere a renderli tutti pazzi. L'oro copre tutto, nasconde il difetto, simboli neri sul muro perfetto. Chi guarda distratto non capisce il gioco, chi resta un secondo si brucia nel fuoco. Ognuno ha il suo destino, ognuno ha il suo pennello, c'è chi fa mosaico e chi un macello. Dal belvedere guarda la sua eredità, un'ombra che danza su tutta la città. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, Sulle mani, sulle mani, sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? sì, ai, sì, ai, sì, ai. Il vestito nero che aura fantastica, tra le luci Vienna sembra magica. Sulle mani per il pittore austriaco. Hai detto ai? Sì, ai, sì, ai, sì, ai. Sulle mani, Sulle mani, sulle mani. Balla per Vienna, balla per il pittore, balla per la nuova era della nazione. Oh, ma è finita la canzone su Gustav Klimt alla fine? Certo, questo è il testo per la canzone di Gustav Klimt, il pittore austriaco di Vienna. Buonasera a tutti dallo Spazio Più. Abbiamo ascoltato fino in fondo il pittore austriaco, che è dedicata a Gustav Klimt, perché qualcuno mormorava, le solite voci che mormano, invidiosi. Il pittore austriaco è la hit dell'estate, quindi noi inizieremo così finché l'estate non finisce. Chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, il bunker di Radio Libertà sotto il palazzone, il palazzino della Lega. Una volta era un palazzone, ora ci siamo un po' ristretti, capita. E a fianco a me c'è il presidente dei professionisti imprenditori uniti, sua eccellenza Mimmo Magnetta. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e a tutti da questa radio un po' mattarella, da cui appunto si trasmettono note di canzoni vibranti, ma assieme a note di verità. Sì, sì. Perché noi da questa trasmissione emaniamo sempre tante notizie vere. Come dico io, verità supposte. Quali supposte? No, Caparezza ha fatto la canzone sì. Verità supposte. Poi la sentiamo, Verità supposte. Sentiamo anche le supposte. Ecco, dai. poi la sentiamo. Siamo rigorosamente in Sto diretta. imparando un sacco di cose in questi giorni, perché ieri ho imparato che esiste anche il trap,
il trap, il rap, il rap. Io preferisco Voci Oggi- dissidenti col pittore austriaco. Ah, sì. Che tra l'altro, cioè, sti ragazzi hanno fatto sta canzone, stanno subendo davvero una crociata nel deserto, stanno comendo tutti i colori, invece l'arte non si censura, pardon. Oggi pensavo di portare con me il figlio del mitico fornaio di Cologno Monzese, il mitico Marun, il fornitore di pizzette a questa radio, perché visto e considerato Aspetta, che... scusami, se fai il marchettone lo fai fino in fondo. Il fornaio di Cologno di Marun, Viale Lombardia 47 20093 Cologno Monzese, Milano. Pizzette, dolci, pane e vari prodotti di farina. Sì. Quella buona, e ci siamo capiti. Anche integrale. Ecco, soprattutto quella integrale, zio, dalle Alpi all'Oceano Indiano, ovunque voi siate, qualsiasi mestiere facciate o non avete voglia di lavorare, come buona parte del paese, andate là, ovviamente il pane e le pizzette vanno pagate e Certo, mangerete certo. prodotti da forno sopraffini, il tutto dal fornaio di Cologno, Viale Lombardia 47, Cologno Monzese, Milano. E io volevo portarmi oggi in trasmissione il figlio, poi invece, visto che l'ho già portato Il grande ieri Gabriele, qua, lo salutiamo, che ci sì, ascolta. Gabriele, appunto, lo volevo portare qua, però dato che ieri mi ha aiutato a raccogliere i fichi dall'albero di Bellerio, qua in Bellerio c'è anche un albero Qua di siamo fichi. tutti fichi. A proposito di fichi, Sì, dall'altra parte del Canyon Legnoso c'è la nostra Natalia. Che regia. per oggi mi ha fatto un torto, perché ieri il mitico fornaio ci ha dato la pizza e oggi Natalia si è mangiata ben 18 pezzi di pizza e non si è mangiato manco un piatto della mia pasta con la matriciana. Quella fame è brutta. Anch'io non l'ho mangiata perché avevo già mangiato a casa, e quindi Vedete come siamo ridotti noi qua a Radio Libertà? Siamo io sono in ridotti- dieta, giovani. Sì, Ormai, vabbè. guarda, sono tutto rotolino. Chi c'ha la radio internet là, chi c'ha internet e c'ha la TV, che sì, quella con Sono- internet appiccicato. Questa era una trasmissione seria in cui si Sono pieno parlava di rotolini. anche delle dentiere per gli anziani. Belle, le dentiere costano sempre di più e non so come fare a masticare. Era una trasmissione in cui i più professionisti e gli imprenditori uniti facevano esibire nelle mezz'ore di tempo che avevamo all'epoca diverse persone che Esibire. rappresentavano varie esibire a livello di conduzione della Ciao. trasmissione. Ciao Mimo, io sono un tramvione di Viale Zara. Quello non siamo Mi avete ancora invitato per fare riusciti, l'elicottero? no, Però non si siamo vede. riusciti mai a inserirlo perché appunto Era troppo grosso. No. Però anche tu non siamo mai riusciti ad inserirlo. Cioè, ma ci rendiamo conto che siamo in fascia protetta, già abbiamo problemi, già ce l'hanno a morte con noi, tu fai anche, cioè, dici anche cose del genere. allora Ma pareggiamo la cosa non siamo dando mai le riusciti a inserirlo. pareggiamo la cosa dando le indicazioni per far dare i contributi al partito che finanzia questa radio. Che- Vai. Che non ce l'ha mai inserito nemmeno lui, e quando un partito non te lo inserisce vuol dire che è un po' più onesto degli altri. Sì, decisamente più. Ecco, perché quindi è appunto- buono. Non sempre non inserire una cosa negativa, soprattutto se quello che devono inserire sei tu. Cioè, che te lo devono inserire, ci siamo capiti. Vabbè, Mi sembra di essere senatore insomma, Razzi. in questa Quello che- radio, da questa radio potrebbero essere nate tante persone che venivano messe alla RAI, sia alla televisione che E alla invece radio. noi non ce l'hanno mai inserito. Noi questo non l'abbiamo mai ce fatto. l'hanno inserito a noi a voglia. Perché noi appunto continuiamo a fare trasmissioni da questa radio con tutte le varie difficoltà che ogni volta incontriamo. Poi il Rai assumono cani e porci. No, ovviamente se qualcuno il Rai ha qualcosa da dire, diamo diritto di replica. Io ancora non ho capito come si fa a entrare il Rai, perché altrimenti io, Natalia e Mimmo avremmo già fatto regolare Io concorso. sarei anche andato in pensione perché Sì, sono sì. 25 anni che faccio le trasmissioni in questa radio senza prendere un centesimo. No, poi io mi E sarei- se fossi andato in Rai 25 anni fa, minchia, avrei avuto una pensione sicuramente un pochino più decente. Comunque E invece siamo Campo- in diretta oggi che è martedì 4 E mi è agosto scapp- 2026. mi è Scusami, Mimmo, lo scappato diciamo. un intercalare. No, io comunque io andrei anche alla radio di Bolzano. Sprachen Sie Deutsch là, guten Tag,
Rai, Bozen. Io sarei andato tutte anche cose- nello stabilimento balneare a Riccione, dove ogni No, no, tanto sì. partivano gli annunci, dice Achtung, Achtung bitte, Ecco. e parlavano appunto di un bambini che si perdevano nella Eine spiaggia. kleine Kinder. E io all'epoca avevo imparato anche a parlare il Ja, tedesco. sprachen Sie Deutsch. Qua invece non riesco a parlare manco il milanese. pensa Ecco, un po'. quindi abbiamo Però mi tante ten- doti, magari il ministro Giorgetti, tanto chi è a capo della RAI? Il ministro Giorgetti, ce l'abbiamo in casa, ora salgo su. No, come dalla Rai. La RAI è una società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ergo chi sovrintende a livello politico la RAI è un certo Giancarlo Giancarlo, pensaci tu. com'è che... Fai trovare il lavoro ai nostri registi. Ma a me che- bastava anche un boss a Trenord, senza andare lontano nemmeno a Trenord, per vero quello assessore c'era Lucente? Gibelli, Vero. per quello c'era Gibelli. Andrea Vabbè, che Gibelli. caspita. Perché no? Poi c'è una cosa bella, ora mi incazzo, voglio parlare off topic, cari amici a casa, 0292947222, ripeto 0292947222. Scusi, io non capisco la lingua che Fuori vuol dire? un attimo fuori dall'argomento. Ah, 340-670-9659 per i più timidosi c'è il canale WhatsApp, ripeto, per i più lenti come me 340-670-9659. Voglio spezzare una lancia Y a favore dei nostri laureati in infermeria. Sì, perché non ci posso spezzare la lancia Y. Magari se parlo così il Rai mi basta che non assumono. ci spezzi l'ago nella vena, che sennò so cavoli. Ecco, comunque volevo spezzare questa lancia Y perché stanno per arrivare in Italia 12.000 infermieri indiani. L'India è un paese meraviglioso, poi fanno questa cosa qua, dondolano con la testa che è la culla della nostra civiltà l'India. Noi per capire chi siamo dovremmo andare in India, perché gli indo-ariani, non c'entra niente col pittore austriaco o con tendenza, cioè la civiltà europea arriva dall'India. Gli indo-ariani emigrarono in massa in Scandinavia e poi scesero e colonizzarono tutta l'Europa. Questa è la storia meravigliosa della nostra civiltà. Tanto è vero che i detti dell'Europa occidentale Arrivano tutti da là. sono simili a quelli dell'India, chissà perché. Che Questo fa pozzo di capire. scienze che c'ho a fianco come co-conduttore, me lo sono capato proprio buono. Io amo l'India, per carità, anche se non ci sono mai stato, tuttavia non capisco perché quando ho Io letto- amavo gli indiani perché erano quelli che pigliavano sempre un sacco di mazzate. No, quelli sono gli indiani d'America, Mimmo. a me È piacevano un'altra cosa. quelli. Comunque, anche gli indiani d'India hanno preso le mazzate dagli Come mi inglesi. piacevano anche i suddisti e non i nordisti. Che I te nordisti mi pareva? stavano antipatici perché toglievano il lavoro a quei poveretti che facevano gli schiavi nelle nei campi di cotone e quelli stavano tanto bene, almeno un lavoro ce l'avevano. E poi infatti è successo quello che è successo. Beh, tornando al filo, perché qua tenere il filo È è un una cosa casino. difficile, meno male che non ci parlano le trasmissioni, perché se ce le preparassi, pensate che io e Mimmo stiamo separati per la gioia della moglie di Mimmo, non ci sentiamo nemmeno al telefono, perché quando ci vediamo qua ci raccontiamo tutte le cazzate e riempiamo un'ora di spara, non a caso io sono lo sparacazzate, no? Vedete? Ho spiegato prima a Natalia dove ti sei guadagnato questo titolo. Il titolo tu te lo sei guadagnato da uno Da un dei dirigente miei più locale acerrimi di nemici Confcommercio. di Confcommercio, che appunto in pratica quando io ho tirato dentro questo sacramento qua in radio, Sacramento? e praticamente insomma ha cominciato a dirle tutte e questo appunto gli ha affibbiato questo Eccolo titolo. qua lo sparacazzate del Pio. E da quel giorno sono diventato lo sparacazzate, una medaglia nel petto. C'è chi porta le medaglie con le rune, si usa in Ucraina questo, ma con certe rune di un terzo regno che è finito male in Germania, e c'è chi invece porta le medaglie di Confcommercio. Io preferisco la seconda, non so perché. Ok, Io di Confcommercio ho portato un'altra medaglia, cioè equivalente a una condanna penale per diffamazione a mezzo se qualcuno di stampa. Confcommercio vuole dire qualcosa, 0292947222, diamo diritto di replica a chiunque. Vabbè, ma non abbiamo mica detto niente Posso di tornare male. a filo? Sì, prego. Sono per arrivare a 12.000. Stiamo parlando di merceria, che No, stiamo infermieri. parlando di figli. Infermieri. Stanno arrivando 12.000 infermieri indiani in Italia. Beh, ci sono tantissimi infermieri che non riescono a trovare lavoro in strutture pubbliche, perché questi 12.000 infermieri verranno assunti dal sistema sanitario nazionale delle varie regioni, cioè avranno il posto fisso. Beh, abbiamo un fior di ragazzi che escono dalle università e non trovano il posto. Mi sono edotto di questo leggendo tutta una serie di blog e chat di pagine sindacali degli infermieri a cui è stato rinnovato il contratto finalmente dopo tanti anni, fanno un lavoro durissimo. Beh, che il governo che doveva essere prima a casa nostra, la nazione, prima gli italiani qua e di là, faccia passare avanti 12.000 infermieri indiani,
davanti ai nostri, a me dà fastidio. Ecco, siccome sono stato anche un giovane disoccupato, e quando dicevano no, mancano gli operai, mancano qua, mancano di là, ovunque andavi a portare il curriculum, ma c'era l'esperienza? No, che non ce l'ho l'esperienza, se ho 19 anni che esperienza vuoi che abbia? Cioè, dicono una marea di stronzate. Confindustria, la Caritas e la CGIL vogliono un esercito di riserva, un esercito di lavoratori di riserva sottopagati, che siano dipendenti dallo Stato, dai sussidi, comunque dal welfare, insomma, che non facciano storie, non si lamentano. E questa è la vera sostituzione. Che poi lavorino anche la domenica. Sì, e poi i nostri giovani vanno all'estero. C'è chi deve andare a Vienna a lavorare, che è una città fantastica, chi va in Germania, chi va in Svizzera, chi va in Francia. Una volta si andava in Inghilterra, poi invece anche l'Inghilterra l'hanno chi va in chiusa. Spagna, perché pure Francia o Spagna, perché si mangia. Allora è giusto che quelli lì marocchini abbiano cercato di andare anche loro. Ora parliamo anche di quello, però la cosa che mi dà fastidio è che il governo, insomma, che dovrebbe essere dei fasci, dia la precedenza. Ho capito indo-ariani, che bello che c'è indo più ariani è bello, cioè quindi sono anche di una razza buona, però chiudo scherzo ovviamente prima che qua chiudo la parentesi, però non esiste che passino questi avanti ai nostri, è una porcheria, una porcata assurda. E poi i nostri giovani continuano a emigrare in massa all'estero. C'è un problema enorme in questo paese, sono i giovani, nessuno gliene frega niente, destra, sinistra, centro, 5 Stelle, sta tornando Beppe Grillo, nemmeno a lui forse ne è fregato mai un granché dei giovani. Sì, questo è uno scoop, sta tornando Beppe Grillo, lo chiudo, poi ne parleremo. Poi non dite che io non ve l'ho detto, ve l'avevo detto. Vannacci nemmeno ne parla, tanto per parlare di un altro. Ecco, che fanno sti giovani? O c'è l'esperienza o non lavori. Vai all'estero, poi fai vedere il curriculum, chissà perché i nostri giovani all'estero lavorano, hanno esperienza, sfondano e a volte tornano anche in Italia cercando di replicare la fortuna che hanno fatto all'estero, ma si trovano tutte le porte chiuse. Questo è un paese che ha problemi enormi e non è un paese per giovani, è un paese che comunque sui giovani spende un sacco di soldi, sì, perché tutti i giovani che vengono formati nelle università italiane, oddio, spende meno degli altri paesi a parità, è un paese che vive nel passato, è un paese che vive di mantenuti. Ecco, c'è una minoranza di mantenuti che pretende di essere mantenuta dallo Stato in tutto e per tutto, a me mi riferivo da nord a sud, scusate, questa è la forza elettorale della cosiddetta opposizione che si infiltra anche nella maggioranza, e questa massa è ovunque nel paese, da nord a sud, gente che pretende di essere mantenuta in tutto e per tutto, dalla culla alla tomba, completamente irresponsabili dallo Stato, e questo non è giusto. Mi dispiace, non è giusto. Oltre che i nostri arrivano anche quelli dall'estero, perché arrivano fior di persone con i ricongiungimenti familiari, che hanno tutti i problemi del mondo, che trovano il mantenimento in tutto e per tutto. È così che va a puttane, scusate, il welfare, chiedo scusa per la parolaccia, è così che finisce la solidarietà sociale tra le persone, ed è una cosa molto grave. Iniziamo a fare la base. Senza giovani non c'è futuro. È ora che questo paese investa sui giovani. Ok, si faccia una politica sui giovani. Io giovane non lo sono più, ormai ho 37 anni, sono in sovrappeso, faccio un lavoro di merda da 15 anni. Scusate la parolaccia. E grazie a Dio che ce l'hai. Sì, ho dovuto fare un lavoro di merda, perché se volevo fare io il mio sogno, cioè fare il ferroviere, mi sono trovato tutte le porte chiuse. Ho trovato ferrovieri cinesi, ferrovieri africani, non mi chiedete come, però che lo fanno. Beati loro, buon per loro, viva loro. Ho trovato ferrovieri calabresi di Trenord in massa, come se in Lombardia non ci fossero ragazzi che potrebbero fare i ferrovieri, no? Perché le ferrovie giù in Calabria non ci sono. Sì, però sono poche. In Lombardia sono molte di più, ci sono molti più chilometri, molti più treni. Però comunque in Lombardia circolano 1/3 dei treni di tutta Italia. Questo è un dato importante. E mentre Luca Zaia in Veneto l'ha fatto, ha detto no, avevamo fatto un nuovo contratto con le ferrovie, però prima i nostri, i ragazzi veneti hanno la priorità. In Lombardia sono i ragazzi che vengono da altre parti per la priorità. Se tu sei lombardo, e poi parliamo, la Lombardia ricca, qua la gente la voglia. Non è vero. È ovvio che la Lombardia, l'area di Milano in particolare, è una zona dove i prezzi sono altissimi, lo stile di vita è alto, e lo stipendio del cassiere della Lidl, 800, 1000, 1200 euro, qua non ci sopravvivi nemmeno. Ecco, sarebbe bello dare questi posti di lavoro ultra sicuri, ultra buoni, ai ragazzi del posto. Assessor Lucente, sto parlando di te, questo è Fratelli d'Italia al governo, però anche i precedenti assessori della Lega purtroppo non l'hanno fatto. Poi non ci lamentiamo e perdiamo voti qua e di là, i voti si possono guadagnare con l'attenzione al territorio, e anche i giovani, perché pure quelli votano. Scusa Mimmo.
e alle persone, insomma, perché appunto il popolo è formato da però appunto mi fa segno la regista che abbiamo trascorso la prima metà e perciò abbiamo Pubblicità. l'obbligo della pubblicità. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un LLL del divertimento. Quando esco di casa m'annoio, sono molto contento. Quando esco di casa m'annoio, sono molto più contento. Bel TSO, bel trattamento sanitario. No, verità supposte. Questo mi hai chiesto che non sono c'è supposte. verità supposte. Ed era il primo album di Caparezza con Fuori dal tunnel, che per puro caso lui non voleva che questa canzone diventasse famosa. In verità è una delle ultime canzoni di questo album Verità supposte e lo lanciò nel firmamento dei cantanti italiani, questo ragazzo che veniva da Molfetta, nella città metropolitana di Bari. Ecco, quindi vedi, con le verità supposte a volte si diventa famosi, e Caparezza è famoso per i giochi di parole. E quindi, visto che ci siamo, Caparezza, dato vuol dire capa, testa, riccia, Caparezza. Ecco qua, ragazzi, pensate un po'. Sì. Io pensavo che te ne uscissi fuori con una canzone di Baby Gang. No. Considerato che appunto Gabriele, che è stato qua con noi in radio, è un amante, un seguace di Baby Gang, di chi è quell'altro, quello che fanno le canzoni? Sfera e basta. Che poi Sfera non sta per la sfera, quella è Sfera e basta. La sfera è il coltello? O no? Non lo so che S di dollaro è di euro.
Sfere e basta, quindi non lo so, sono le sue. Fa la pubblicità ai cornflakes perché ed è qualcosa di osceno, l'ho visto, e di Cinisello Balsamo qua vicino, lo salutiamo anche se a me Cinisello non piace un granché, salutiamo il sindaco che è un nostro amico. Sì, è che è stato con noi diverse volte. Sì, ci vuole bene. Ecco, già uno che ci vuole bene, pensate che posto può essere Cinisello Balsamo? No, scherzo ovviamente. Mi sfugge il nome, ma appena mi ricordo lo saluto il sindaco Ghilardi. Il nome di battesimo volevo a me dire. Cinisello sta un po' sulle palle, perché una volta ero andato a un evento politico, mi hanno portato via la macchina in retromarcia con la marcia inserita. E vabbè, a volte, ieri per esempio sono stato all'Esselunga a reclamare che mi hanno dato un cocomero avariato che era stato confezionato nella quest'uomo viene in radio per raccontare i cavoli suoi, come avevo comprato le uova e dentro erano marce, ma che cavolo questa era una trasmissione sull'economia, sui lavoratori. Allora era una trasmissione che ha sempre posto molta attenzione appunto a regolare la grossa distribuzione, a trovare una grossa distribuzione che ti vende meloni marci, un po' come quelli che ti vende le uova con la salmonella. Sono gli stessi fessi che poi se ne stanno zitti, che tra l'altro si dice che un noto discount ha fatto il richiamo per le uova con la salmonella. Cominciamo quale discount, però fate attenzione alle uova perché evidentemente qualche gallina oltre l'uovo ci ha fatto qualcos'altro di sopra. Così si prende la salmonella, amici e amici. Io infatti ieri ero andato però ho sbagliato, io non dovevo andare a reclamare, ma dovevo chiamare i NAS, andare con i NAS. Vedete se l'Esselunga ha qualcosa da dire, perché ha un ufficio legale meraviglioso, 029294 Benissimo, perché gli argomenti ce ne sono svariati. E poi tanto comunque mi sono messo contro il Confcommercio, me ne fotte cazzi. Ma guarda che Caprotti è una bruttalazza, Mimmo. Io non me ne ma ora sono gli eredi. Quelli sono la bruttalazza, non è che so poi tanto. No, meglio, scherzo ovviamente. Anzi, ha avuto un'idea geniale Caprotti e beato lui, che vi devo dire. Mimmo tra l'altro ci va sempre perché chi disprezza compra. Lui Mimmo vive all'Esselunga. Ogni volta che mi chiama, ciao, sono al parcheggio sono dentro l'Esselunga, c'è l'aria condizionata bellissima, quasi non esco più dall'Esselunga. Io una volta andavo al cinema perché quando si schiattava di caldo, parlo di 50-60 anni fa, l'unico posto dove c'era l'aria condizionata era il cinema. Questo è il servizio pubblico, non ci stanno ragazzi, più. Questo è il servizio pubblico, lasciamo stare. Questa è anche un'indicazione ai poveretti che stanno in mezzo alla strada. Ecco perché non quando hanno 40 gradi e devono stare a 40 gradi, se non anche di più. Se avete caldo potete andare ai supermercati. Non ci assumeranno mai per Mimmo, perché viene qua a radio, racconti i cavoli suoi. Ma questa è una tattica, tante volte io continuo a raccontare certe cose perché spero sempre di essere comperato. Era il spero che il mio silenzio venga comperato, ma hanno comperato me la mizzica. Sarà un pornostar, un comunista, ma certamente non un comunista. Sta Abraham Simpson, che lo salutiamo e ci ascolta anche lui. Ecco, allora ritorniamo alle cose serie. Ma se mai c'è stato qualcosa di serio in questa trasmissione, 0292947222. Ma almeno ci divertiamo, insomma, certamente. Anche perché stranamente oggi ancora non ci chiamano i soliti appassionati della diretta. Ma stanno in vacanza, chi è così sfigato che ci ascolta ora che stronzo bastardo, ti ascolto sempre. No, scherzo. Anche perché la nostra trasmissione la possono anche ascoltare anche poi dopo in podcast, giusto? Esatto? No, noi podcast non lo fanno perché c'è qualcuno che è invidioso. No. Lo fanno il podcast nostro? Sì, ma quello serio, il podcast sull'app di Radio Libertà, noi non ce lo fanno perché c'è qualcuno che è invidiosi. Tu hai mai preso qualche microfono d'oro, di rame o di cioccolato? No. Nero l'ho preso come, non vi dico dove. e non perché volessi, cari amici a casa, però è la vita. Dovremmo fare anche noi, cercare di avere un microfono, perché per dire chi era quello che è stato ministro della io c'ho un pennello, mi accontento del mio. C'è stato un ministro che aveva avuto la Legion d'Onore, se praticamente io poi ho scoperto tutto il PD ha avuto la Legion d'Onore se la compra 3.000 euro costa. Non è che te la danno, però per avere devi essere 3.000 euro alla République. La Francia che comanda e domina ancora il paese nonostante tutto, capito? E consegnerà alla banca dell'Unipol Monte dei Paschi dopo che è stata salvata da noi con i soldi nostri, a prezzo di saldo. Unipol e Intesa San Paolo, Unipol tramite la sua controllata BPER acquisteranno Monte dei Paschi di Siena, mentre giustamente qua la Banca Popolare di Milano voleva dire no, facciamo qualcosa di terzo.
però la Banca Popolare di Milano è posseduta per un terzo dai francesi, dei nostri amici mangiarumacchi. Mi pare che noi avevamo paventato questo rischio in qualche E hanno detto di trasmissione. no, e quindi finisce così. E loro comandano comunque sempre, c'hanno anche il loro partito di riferimento che è il PD. Lui è quel che aveva la banca anche? Quale banco? Montepaschi? Sì. E questo... Che pure quello è costato un botto di soldi comunque. Sì, paghiamo tutto noi. Poi c'è Renzi, no, che pure con la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, 5 miliardi di euro delle nostre tasse per risanarle, poi le ha regalate a €1, 50 centesimi una, 50 centesimi l'altra, Intesa San Paolo. Se l'avesse fatto il governo dei fasci o Gianni Alemanno, tanto per dire uno che si è fatto la galera perché ha fatto il sindaco, che stessi dicendo Agnelli, quell'Agnelli ha fatto altre cose. L'avrebbero arrestato immediatamente e portato a Bibbia Regina Celi o dove avrebbe cominciato a scrivere un sacco di lettere. Ecco, e invece in Italia quando la sinistra fa le cose, l'ultima l'ha fatta il sindaco Beppe Sala. Senti la porcata. Quella dei grattacieli. No, la Finalter. Cioè il sindaco Beppe Sala è socio al 20% di una società che si chiama Finalter e si occupa di consulenze ingegneristiche, questa società. E ha acquisito una società che fa ingegneria, questa Finalter. Il sindaco Beppe Sala non ha mai comunicato al consiglio comunale, né tantomeno alle autorità, come era obbligato a fare, che lui era azionista di questa società, perché ha affidato il controllo di questa società a un cosiddetto trustee, cioè sono dottori commercialisti la maggior parte che gestiscono la società in garanzia quando uno fa attività politica. Però come Del Mastro non ha denunciato al Parlamento, alla Camera dei Deputati, che era socio della Bisteccheria d'Italia, Finalter, che è una società che ha un bilancio di svariati milioni di euro, e insomma Beppe Sala ha avuto questa svista. E nessuno dice niente. No, peggio ancora, Mimmo, non è finita. Finalter a sua volta, abbiamo detto che Beppe Sala la possiede al 20%, cioè un quinto del nostro sindaco di Milano, Beppe Sala, ha una società che fa proprio ingegneria, engineering, che è cliente fisso dell'ATM e di A2A, che sono due società compartecipate dal Comune di Milano e dello stesso Comune di Milano. In pratica il sindaco Beppe Sala con la sua società, con la controllata della società di cui è proprietario, ha fatto affari d'oro con le società partecipate del comune e con il comune stesso. E perché d'altronde noi abbiamo politici che dicono che loro certe cose non le fanno, le facciamo fare sempre agli altri. Gianni Alemanno al suo posto, tanto per dirne una, perché qualcuno mi ha detto Gianni Alemanno è sceso in politica ma quello ha rubato. Io ho spiegato, guardate che a Milano è pure peggio, non nel senso di rubare, però di cose poco chiare, e nessuno fa niente. Abbiamo la Procura di Milano, il Tribunale di Milano che si diverte a chiudere aziende dove lavorano 12.000 persone a Taranto, però chissà perché un fascicolo su queste cose non lo apre mai. Poi siamo noi malpensanti, poi dici una cosa del genere, il fascicolo lo aprono su di te, che fa diffamazione mezzo stampa verso la magistratura. Sappiate fanno che le denunce temerarie, ecco, dove appunto ti chiedono 800.000 euro. Queste sono tutta una serie di leggi dello Stato non rispettate, una più grave dell'altra, si configurano tutta una serie di reati. In procura della Repubblica a Milano non aprono uno straccio di fascicolo. Ora dovete spiegarmi cosa fate. E sono impegnati, c'hanno un sacco di altre cose da fare. Sì. La giustizia in Italia è lenta perché ci sono pochi giudici e c'hanno io ti dico che se c'era Formigoni al posto di Sala, Formigoni era già in galera a quest'ora. Ok? Sono tutte cose gravi. C'era sicuramente l'opposizione di sinistra che si stracciava le vesti e tutto. Beppe Sala è stato un pessimo sindaco di Milano finora. Questo, ma prima è stato parere. Anche direttore generale, anche di sindaci di Mi destra. fa piacere, è un conto quando sei direttore generale, quando ricopri una carica pubblica e politica devi attenerti alla legge, caro Beppe Sala. Se la legge dice che tu devi denunciare, cioè devi comunicare al consiglio, pensate che quando il vostro Sparacazzate si è candidato in passato al municipio primo di Milano, che ha pagato con la sua carriera per anni, per 4 anni e mezzo, ancora oggi paga quella scelta, mi hanno chiesto: ma il signore è proprietario di società e cose finanziarie da denunciare qua di là? E guardate un po', Beppe Sala si dimentica di dire che è proprietario al 20% di una società di operazioni che ha bilanci milionari e che guarda è cliente del comune e delle sue società. A casa mia questo si chiama conflitto di interessi, ok? Se non per non peggio. dire peggio. Però questo vi fa capire che non esistono onesti, non esiste il bene e il male, cari amici a casa, però quando lo fanno alcuni è meglio di quando lo fanno altri. Marchese del Grillo, quello che dice io voi non siete un cazzo. Ecco, è della verità, cari amici. Mi dispiace per le volgarità, però è molto più volgare chi fa il sindaco di Milano così e fa i soldi
con le tasse, con i patrimoni dei milanesi. E comunque è uno che non conosce vergogna, perché lui è passato da una parte all'altra della politica, e mi piace che quando è diventato sindaco di Milano ha cominciato a parlare del padre, che era stato anche nei campi di concentramento, se non sbaglio. Cioè è diventato anche lui, ha scoperto anche lui la sua vena di antifascismo, anche perché mo se non fai la dichiarazione di antifascismo non puoi fare nulla. No, ecco, lui invece può fare tutto quello che vuole, e quello che è vergognoso, che tutti i giornalisti, i vari pennivendoli o giornalisti radiofonici o televisivi non dicono mai una mazza su queste cose qua. Cioè, pure il giornalista dovrebbe essere quello, appunto, deputato a raccontare le verità, a denunciare i fatti. Io avrei un contributo audio-video di una persona che vorrei vedere Presidente della Repubblica. È l'uomo che amo di più dell'opposizione, che se fosse lui il candidato premier io lo voterei, insomma, in tutto e per tutto, lo dico. Sentiamo il Vai, contributo. Giachetti. Parole, diciamo almeno in francese ortodosse, per rappresentare cosa io penso. E mi dovete scusare, l'unica cosa che io penso è che Roberto Speranza ha la faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Quando avevamo la possibilità come il culo. Quando avevamo... Grazie Natalia. Ecco, Giachetti è questa persona, io lo amo per la schiettezza, un uomo che ha sempre detto la sua con verità e stile, classe. Non a caso l'hanno cacciato dal PD e lui ha detto avete la faccia come il... Io non lo posso ripetere, però non so perché mi piace sempre sentirlo. C'è stato quell'altro che diceva, quando è che chi era Moretti? Cioè, quando è che la dite o la fate qualcosa di sinistra? No, Nanni Moretti, D'Alema, di qualcosa di sinistra, ma anche di destra, ma di qualcosa. Erano tempi d'oro. Io posso dire che rimpiango D'Alema. Io rimpiango Massimo D'Alema, sinceramente. Aridatece D'Alema. Era un signore ed era comunista. Se non altro era capace. E non si vergognava di dirlo che era comunista. Ha proseguito anche dopo, si è messo nel campo degli affari. Degli armamenti, è riuscito a vendere più armi lui che Crosetto. Quindi io direi alla Meloni, bella battaglia, caccia Crosetto, piglia D'Alema, ministro della difesa. Subito. No, guarda Mimmo, è molto meglio, assolutamente. Qua lo dico, poi dicono Lega, destra, noi siamo gente proprio che non ha padroni, siamo gente libera. Ecco, il bello della Lega è che è un villaggio gallico. Ognuno dice la sua e vive a modo suo, no? C'è Assurance Turix che canta strimpella, Asterix, Obelix, insomma, si mangia il cinghiale tutti insieme, ci si mena e poi comunque si è sempre amici e si va avanti così. È un partito unico e meraviglioso, questo che io amo della Lega. Io mi auguro che la Lega resterà sempre un villaggio gallico, nonostante l'ingresso dei romani. Ecco. E anche di qualcuno della... Più che romani sono più giù su Agropontino. Bravo, dell'Agropontino, sì. Giù. Qualcuno che ha origini forse venete, ma se le dimenticate. Sì. Torna a casa. Non a Latina, torna in Veneto, che è meglio. E vedi come si vive la realtà, com'è bella la realtà veneta. E saluto l'altro polmone. Comunicazioni di servizio per chi vuole sentire, per chi ha orecchie per sentire. Stiamo trasmettendo una serie di messaggi interessanti. Comunque vabbè, voi lo sapete. La gallina caga uova. La BBC quando trasmetteva i messaggi. Qui in Radio Londra. La gallina caga le uova. D'oro? Non lo so. 150 la gallina canta. Voi lo sapete che a questa radio in certe trasmissioni arrivano sempre una cofana di messaggi in cui in pratica vengono sparate un sacco di varie cose, più o meno amene, e noi appunto sintetizziamo la cosa e le trasmettiamo a chi sono dirette, insomma. Noi non abbiamo mai perso il polso del mondo in cui viviamo, degli ambienti lavorativi in cui ognuno, sia Federico che io appunto, lavoriamo, e chiaramente dobbiamo farci portatori di quelli che sono i lamenti, le urla, gli sdegni o degli uni e degli altri, perché appunto di cose da fare in Italia ce ne sono non tante ma tantissime, e appunto se non le si fa adesso, quando si ha la possibilità di farlo, anche perché appunto comunque la Schlein continua a dire che vincono loro,
Appunto, Ok. vincono loro, intanto però ci sono 20.000 sconfitti. E noi siamo dalla parte di quelli che perdono sempre, dei falliti, anche perché lo siamo, dei sconfitti, di quelli che perdono, che hanno perso tanto o Beh, perdono sempre. Io prima te l'ho detto, io sono sempre stato dalla parte dei deboli, perché tenevo gli indiani pelle rossa, tenevo i suddisti e non i nordisti. Ecco, e noi tra il Tribunale di Milano e 20.000 uomini principalmente, ma anche donne, che lavorano a Taranto, siamo dalla parte di questi 20.000 disgraziati, che è un tribunale, quello di Milano, ha condannato a perdere il lavoro. In una città che io a Taranto non ci sono mai stato, non voglio essere... sono di origini pugliesi, ma il paese di mio padre si trova a 150 km da Taranto, non c'entra assolutamente nulla. Le persone mi hanno sempre parlato male di Taranto, malissimo, una città lurida, con un altissimo tasso di criminalità, tenuta male, non a caso è la casa del PD, la chiudiamo parentesi. E tuttavia questi 20.000 uomini e donne hanno una specie di clessidra che è di 90 giorni e poi si troveranno a casa. Questo non vuol dire che non siamo anche dalla parte di chi ha riscontrato varie malattie, ha raggiunto e Sì, ha, sì. ha trovato anche Sì. la morte a seguito appunto dei vari veleni che sono stati seminati dagli acciaieri che c'erano là. Noi siamo anche dalla loro parte. Noi siamo dalla parte degli sconfitti dal ministro Calenda, che è il principale responsabile di quello che è accaduto a Taranto quando ha deciso di regalare ai francesi l'Ilva, quando la cordata dello Stato di Cassa Depositi e Prestiti e Arvedi, che è un'azienda di Cremona e Verona, aveva vinto, e chissà come sarebbero andate le cose. Solo che all'epoca, insomma, nella cordata dei francesi c'era anche una certa Marcegaglia, capo di Confindustria, non si poteva dire di no. Ma chiudo la parentesi polemica, se qualcuno ha da dire qualcosa lo dica. Con Taranto lavorano tutte le acciaierie d'Italia. Sapete che il giorno lavoravano. No, è ancora accesa Taranto. Sapete che il giorno che chiuderà Taranto, oltre a perdere un punto di PIL, 20 miliardi di euro di ricchezza nazionale, l'acciaieria più grande d'Europa e forse la fabbrica italiana ancora più grande in funzione, andiamo a perdere lavoro in tutte le acciaierie del nord, andiamo a perdere posti di lavoro buoni, capacità, conoscenza, capacità industriale che non torneranno mai più. Io vedo che a Roma il ministro per le imprese e il Made in Italy Urso dorme. Il governo in generale non vuole rischiare e questi sconfitti, ecco, dal tribunale, dalla storia, da Calenda, da tutto, dai francesi, da Marcegaglia, a breve saranno in mezzo a una strada. Il governo può fare una cosa. Nessuno però pagherà, un po' come quella storia Sì, sì. della ThyssenKrupp, con gli altri che hanno provocato Sì. il disastro a Viareggio. No, a Viareggio hanno pagato e come, Mimmo, No. anche se Moretti non c'entrava poco in quel caso, ha pagato, hanno arrestato tutti, quindi in questo caso la giustizia funziona. Fermo là. Però Quando chiuderanno, se qualcuno pensa che chiude l'acciaieria a Taranto e si risolvono i problemi di Taranto, sbaglia alla grande. Quando chiuderà Taranto rimarrà questo gigante chiuso con tutto il suo potenziale inquinante moltiplicato alla 10ª potenza, perché non è più una fabbrica funzionante. Comunque una bomba sociale di 20.000 uomini che non lavorano e, ripeto, le acciaierie del nord che non lavoreranno più come prima. Vedere che il governo fa poco o niente quando può fare, perché il governo può fare decreti e metterci soldi e fare una società pubblica con Cassa Depositi e Prestiti, è stato fatto una marea di volte, fa male. Per favore, a Roma qualcuno si svegli, qualcuno faccia qualcosa. È una situazione che è inaccettabile per tutta la nazione, come dice Giorgia, per tutta la nazione. Svegliamoci. Ecco, non lasciamo 20.000 famiglie senza pane. Che siano di Taranto, di Reggio Calabria, di Genova, Bolzano o Vicenza. È una situazione inaccettabile. Noi siamo con questi 20.000 sconfitti e con tutte le azioni legali o meno che vogliano intraprendere per salvare il posto di lavoro, perché se questa è una repubblica fondata sul lavoro, qualcuno a Roma si deve svegliare. Mattarella stesso si dovrebbe svegliare, perché o si serve il popolo o si serve l'Europa, l'Unione Europea. Due padroni, come diceva Gesù Cristo, non si possono avere, il padrone può essere solo uno. Svegliatevi a Roma, ricordatevi che voi servite il popolo e non qualcos'altro.
Però io prima appunto ho fatto confusione come al solito, io mi riferivo alla ThyssenKrupp, a quell'altro che c'era di mezzo un tedesco Sì. che era stato condannato, però la condanna la doveva scontare in, No, so se in non solo Germania, lui, in ma Austria, anche, praticamente non ha scontato una mazza. anche quello dell'amianto, come si chiama, di Casale Monferrato, svizzero, che aveva tante amicizie israeliane, non ha pagato un giorno, nonostante che a Casale Monferrato, e non ha pagato nemmeno la bonifica di Casale, che è ancora in corso, ed è stato un disastro. Ecco, e l'Italia ancora piena di amianto grazie a Shimidain, così si chiamava. Questo signore che non ha pagato né un euro né un giorno della sua vita. Questa è la giustizia in Italia, se così vogliamo chiamarla. Noi queste cose le continueremo sempre a denunciare, proprio così a valanga, perché poi cominci da una e arrivano tutte quante le altre, perché di schifezze, di fetenzie da denunciare in Italia, e soprattutto da questa trasmissione, da questa radio, non ne mancano mai. Ce ne sono sempre nuove. Sì, noi continueremo con le nostre verità supposte. No, le supposte sono quelle che ce le mettono. Appunto, le verità supposte. Queste sono supposte di verità, insomma. E sta di fatto, le supposte vanno a finire sempre i deboli. Fare forti con i deboli è la massima capacità di questo paese. Delle istituzioni di questo paese. Sì. E noi non vogliamo, insomma. Però dicono che ci tocca, perché appunto ieri parlavo con un amico che diceva, sai, ma noi in fondo siamo arrivati a questo livello di civiltà, siamo arrivati a un livello, eravamo la quarta nazione, la quarta potenza, però appunto per essere la quarta potenza del mondo a livello economico abbiamo dovuto subire l'occupazione americana da 80 anni a sta parte. Ma la cosa peggiore è subire l'occupazione di certi politici da 80 anni a questa parte. Ne stavo parlando, no? Di come è nata questa repubblica e di come continua ad esistere. Ed è una repubblica che purtroppo serve una repubblica serva, certo, dei poteri forti, dei poteri stranieri. Anche la Germania, anche altri paesi sono stati occupati per anni e anni, però così servili non lo sono. Qua si tratta di salvare 20.000 posti di lavoro. Si può fare benissimo. Dicevo che la Germania un po' se l'è presa anche lei in saccoccia. Quella che ancora si salva è la Francia di Macron, perché la Francia, guarda che hanno 250 bombe atomiche. Sì, no, Macron ha detto la Francia in verità è il paese più disastrato, però rischia di più di... E si dice che insomma finirà il ballottaggio tra Mélenchon e Marine Le Pen, oppure l'altro, non si sa, sarà gustoso vederlo. Comunque l'Europa è messa male. Noi ci dobbiamo riarmare, perché qualcuno dice che dobbiamo fare guerra alla Russia. Senza le acciaierie voglio vedere che armi fate. Magari compriamo l'acciaio dalla Russia e ci riarmiamo, perché no? Questa è la follia che in Europa non riescono a capire, come i trattori elettrici. Non vedo l'ora di vederli i trattori elettrici in campagna, o anche il carro armato elettrico, che come è risaputo nei campi da battaglia la guerra non inquina, forse lasciamo stare, ragazzi. Purtroppo siamo in chiusura, ma la situazione è grave, molto grave. Abbiamo una serie di pagliacci che ci governano a Bruxelles e qualcuno che fa il loro servo qua, che fanno danni dalla mattina alla sera, e la differenza va fatta. Noi siamo qua per farla. Ogni martedì e ogni venerdì siamo qua appunto a inserire la spina nel fianco. Sì, il dito nella piaga. Non la spina nella presa e per caricare il cellulare. Perché Mimo, non è che se c'è la spina nel fianco c'è te che a caricare il cellulare, come dice Bersani. Mimo, qua siamo in chiusura, stiamo sforando ogni limite, diamo la linea alla trasmissione che ci succede. Grazie a tutti per l'ascolto. Non c'è una beata minchia dopo di noi. C'è qualcuno? Ok, benissimo. Scusate, io purtroppo non a caso sono un conduttore volontario e non lavoro in RAI, perché capisco quello poco o niente. Grazie a tutti, come dicono a Napoli, la capa non è buona. Grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti e buon ascolto. Avete ascoltato